Un saluto agli amici di Italian Traditions, oggi siamo in compagnia di Valerio Viganò, Buongiorno. ideatore del brand Viganò 1946, per una chiacchierata in pieno stile italiano. Ciao Valerio. Ciao. Come stai? Molto bene, grazie. Bene, cominciamo subito, raccontami un po' di te. Beh, ideatore non tanto, io ho seguito un attimino quello che era il flusso di lavoro che mio papà mi aveva insegnato, che mi portava a crescere giorno per giorno vedendolo lavorando in casa. È difficile lavorare con un'eredità lasciata da un papà. Assolutamente è difficilissimo combinare due mondi, combinare due realtà, un punto di vista di un genitore estremamente autorevole che comunque ha frequentato un tempo che non è più quello di oggi, quindi le pretese e i feedback che si ricevono sono completamente diversi. Chiaro. E in che modo la sua presenza ha influenzato il tuo modo di pensare allo stile e al design delle tue calzature? Beh, sicuramente la conoscenza ho avuto una grande spalla e ho tuttora una grande spalla che mi risolve un sacco di problemi nella qualità dei materiali, che io non ho l'esperienza che giustamente ha mio papà nel creare questa situazione, e ha una soluzione vincente per quasi ogni opportunità. Poi ovviamente ci sono i pro e i contro, come Chiaro. in ogni cosa. Se dovessi definire il marchio Viganò 1946 con un aggettivo, Brioso, brioso, sì, mai senza? mai senza la comodità e l'originalità di essere se stessi. Perfetto. E invece se fossi una calzatura, quale saresti? Non potrei mai esserne una sola, Ecco, quindi un carattere poliedrico. assolutamente. Un carattere poliedrico di un milanese doc, corretto? Sì, Corretto. assolutamente. Ti senti più grigio e tenebroso come le guglie del Duomo o profondo e sincero come le acque del Naviglio? Allora, cerco sempre di essere molto tranquillo, pacato e di affrontare la situazione con i dovuti modi. Ovviamente il mio carattere non è dei più semplici e quindi le guglie del Duomo saltano fuori in 2 nanosecondi. Ecco, quindi un po' un connubio fra i Esatto, due. cerchiamo sempre di bilanciare. Un bilanciamento che a quanto pare si può trovare anche tra tradizione e innovazione, quindi per te questi due concetti non sono un ossimoro, ma riescono a sposarsi. Assolutamente, perché comunque creare una calzatura deve seguire una tradizione di lavoro, delle metodiche estremamente importanti, ma l'innovazione oggi è fondamentale per avere un'ampia opportunità di clientela e di offrire quel plus in più che ci differenzia dagli altri. Un'anima British per i modelli da uomo, Sì. un'anima un po' francese per la polacchina di Nappa e un brand italianissimo, quindi un brand italiano ma un ibrido o comunque riesce a preservare la sua italianità nel mondo nonostante le influenze di questo cosmopolitismo. Assolutamente la calzatura italiana, made in Italy, e su queste cose non si accettano compromessi. Abbiamo cercato di dare un'anima un po' dandy al nostro uomo, quindi con tutte le attenzioni che la calzatura inglese ha influito nell'essere diversa e nell'essere il punto di forza di un uomo, e un po' di stile, un po' di romanticismo per la nostra cliente, la nostra amica, quindi Francia tutta la vita. Francese come Chérie Amour, che è il nome della linea, della collezione dedicata alle donne, quindi un nome francese immagino proprio per questo concetto che hai appena espresso di eleganza. Assolutamente eleganza, anche se comunque l'eleganza francese non ha nulla in più dell'eleganza italiana. Io sono fortissimamente fidanzato col Made in Italy, Ecco. però la Chérie Amour è nato da un'idea di una persona che mi era vicina quando è cominciata, che oggi è diventata, chiedo scusa, un punto di riferimento nella mia vita. È una persona che mi accompagna nel quotidiano e oggi io senza Grace non potrei esserci. Ecco. E invece
Prima parlavi di un concetto che per te è fondamentale, cioè il comfort, la comodità. E a me ha colpito, curiosando nel web tra le informazioni possibili, tantissimo una frase che tu hai detto a proposito di questo concetto. È una leva emotiva in grado di regalare sensazioni, emozioni e piacevolezza. E se tu dovessi innamorarti di una donna, indosserebbe un tacco 12 o una ballerina? Allora, per me il comfort è fondamentale. Noi nasciamo come piccoli calzaturieri dove non siamo dei grandi stilisti, quindi non possiamo avvicinarci o pensare di poterci mischiare ai grandissimi nomi che sono sul fashion internazionale. Quindi il nostro plus qual è? Offrire un prodotto sì di qualità, in linea con il mood della moda di questo momento, però con la comodità di una calzatura fatta e creata sul piede. Oggi quante volte ci capita di trovare un modello dove ci innamoriamo, le portiamo in casa, ci fanno un male Sì. inverosimile, però Noi donne lo sappiamo. però sono belle. Sì, esatto. E se dovesse immaginare un posto in Italia che ha ispirato una sua creazione, c'è, non c'è, un posto di mare, di montagna? Allora, l'Italia è bella tutta, non c'è un posto che vale di più o un posto che vale di meno. Dipende sempre una persona che cosa cerca e dal suo momento di emotività. E poi dico sempre non è mai dove, ma è con chi. Ecco, questo è fondamentale, un consiglio. E io so che tu hai un legame particolare con il mare, Sì. perché sei molto legato agli yacht e agli uomini di mare che hanno ispirato molte delle tue creazioni. Fortunatamente ho un sacco di amici che hanno queste case galleggianti e loro mi hanno ispirato, mi hanno fatto capire qual è la problematica che continuamente riscontravano, mi hanno fatto capire che cosa cercavano e quindi una volta che riesci a capire una persona che cosa cerca nella vita e quali sono gli ostacoli che ha trovato, penso che tu possa avere un plus in più nei confronti di altre persone. Ed è proprio questo, gli uomini di mare, che hanno ispirato una delle rivoluzioni nel mondo della scarpa, che è la suola fatta Nera. con, esatto, una suola nera, che è fatta con una mischia particolare, È fatta una mescola particolare che non lascia le famose strisciate sul tech, ha un grip ancora più elevato della classica suola bianca. L'abbiamo pensata nera perché durante il giorno è indifferente che sia bianca, nera, rossa, colorata, nessun tipo di problema, ma alla sera, quando tutto il crew è vestito da cena e tutti gli ospiti sono a tavola, è bello vedere un uomo elegante anche su una barca. Quindi massima versatilità. Sempre. Mentre parliamo invece adesso dell'ultima stagione estiva, Sì. che è dedicata a una canzone di George Michael, che Sì. è Everything She Wants. Ok? Che cosa vogliono oggi le donne? Bello a sapersi. Oggi le donne sicuramente vogliono essere donne, femmine, e vogliono essere sempre al centro dell'attenzione, con un particolare che le differenzi da tutte le altre. Quindi Everything She Wants nasce con l'idea di essere il trade union che le possa far sentire tutte donne, tutte importanti, ma diverse ognuna di loro, visto che le nostre scarpe sono costruite su idea della nostra cliente, è lei che sceglie i materiali, è lei che sceglie i colori, come miscelarli, quindi difficilmente troverete una scarpa uguale ad un'altra. Ecco, il concetto di unicità è fondamentale. Basico. Diciamo che il marchio Viganò non si fa grande pubblicità online, quindi sul web pochissima pubblicità. Questa probabilmente è una scelta precisa di marketing, proprio per il fatto che le creazioni sono ispirate e create su misura anche dalle idee, dei capricci delle vostre clienti, dei vostri clienti. Esattamente, noi non abbiamo un sito internet per policy, abbiamo deciso di utilizzare un social network perché ci permette di approcciare il nostro amico o la nostra amica in maniera molto più friendly e di poter essere un piccolo angolo dove le persone si possono rifugiare ed essere quello che sono veramente. E da questo traspare, cioè si evince in maniera palese
ciò su cui il marchio Viganò punta, e credo che sia correggimi se sbaglio, dei plusvalori che pochi brand all'estero offrono, ossia la cura nei confronti del cliente. Cioè, da Viganò il cliente si sente coccolato a 360 gradi, avete un servizio a domicilio sempre attivo, il cliente può scegliere il suo pellame, può scegliere la sua creazione, e insieme gli viene fornita una serie di piccole coccole come le formine per mantenere per l'uomo, per mantenere la scarpa in forma, una pochette di cashmere, una scatola in legno, insomma tante piccole cose. Per l'uomo sì, per la donna, siccome la donna è un po' più attenta al particolare che l'uomo, con questi particolari di packaging ormai pachidermici, abbiamo pensato comunque anche a loro. All'interno della nostra calzatura, della nostra scatola nella calzatura, troviamo anche le fasce per ricoprire il tacco, perché quante volte capita che camminate, entrate in una griglia, in un San Pietrino, sbucciate il tacco, ci chiamate, noi veniamo a casa, prendiamo la calzatura, sostituiamo il tacco e ve la riportiamo completamente gratuito. Perfetta. In più abbiamo pensato a una nursery, come avevo già elencato più volte, dove è come una cave, no? Una grande cantina, e a temperatura controllata, costante, non ci sono sbalzi di temperatura o di luce. Noi recuperiamo dai nostri clienti, dai nostri top line, la collezione precedente, quindi all'inizio dell'inverno portiamo via l'estivo, le riportiamo in azienda, una remise in forma, una pulita, le teniamo lì come fossero delle bottiglie d'annata. Che meraviglia, veramente il paese delle meraviglie. Ci proviamo. Per tutte le Alici, ma anche per i cappellai un po' matti che di stile, di richieste bizzarre ne hanno da vendere. La richiesta più bizzarra che ti è mai stata fatta? La più bella e la più particolare mi è successa con una persona, un persiano. Un uomo, quindi. Un uomo e la sua compagna hanno voluto una calzatura in laminato oro, quindi estremamente decisa, con tutta borchiata in oro, e la sua compagna l'ha voluta argento con le borchie argento, quindi sono cose estremamente... Molto eccentriche, direi. Quanto tempo ci vuole per una creazione made to measure? Indicativamente, salvo problematiche di reperibilità di materiali strani oppure particolari, siamo intorno ai 20-25 giorni, diciamo un mese e mezzo, via, prendiamocela comoda. E il marchio Viganò nasce a Milano. Milano, non a caso, la capitale della moda. In che modo vivere e crescere in un ambiente come quello milanese ha influenzato la tua filosofia, i tuoi concept di design delle scarpe? Beh, Milano capitale della moda, dove tutti più o meno arrivano, quindi c'è questo miscellaneo di situazioni, idee, inventive, materiali nuovi, come dicevi giustamente tu, è cosmopolita, quindi si possono ascoltare tantissime esigenze. Oggi per noi fondamentale non è creare una calzatura, ma è ascoltare il nostro cliente, è offrirgli un servizio e fargli vivere un'emozione, fargli vivere un'esperienza, quindi che è quella del su misura. Pensi che il marchio Made in Italy, quindi questo quasi sigillo di garanzia, sia un Olimpo da conquistare, oppure che ultimamente molti brand si cullino del fatto di essere Made in Italy e quindi vivano un po' di rendita? Ma sicuramente sul Made in Italy non si accettano compromessi, siamo i numeri uno in tantissime cose. L'Italia potrebbe essere veramente il fiore all'occhiello dell'Europa. Poi ci sono varie discrepanze che ci portano ad avere qualche inciampo strada facendo, però il Made in Italy oggi è fondamentale perché è sinonimo di qualità, è sinonimo di design. Quindi Italians do it still better? No way. No way, sono d'accordo. E se invece, una curiosità proprio mia femminile, oggi dovesse dedicare una linea di calzature ad una persona, ecco, a chi la dedicherebbe? Ad una persona? Beh, una persona sarebbe troppo riduttivo,
Sicuramente dedicherei la nuova collezione a mia madre. Italiano, questo è proprio da italiano Assolutamente. inside. A mia mamma perché mi ha fatto capire tante cose nell'arco della sua vita e nonostante avessimo avuto un sacco di scontri, comunque mi ha molto forgiato. E poi ad una persona che mi è vicina tutti i giorni e con la quale ho costruito questa Cherie Amour, Ecco. questa collezione La meravigliosa. famosa Grace. La mia famosa Grace. Sì. Ottimo. La tua prima creazione, come la ricordi? Con affetto, con ansia? Con un grandissimo entusiasmo perché finalmente vedevo una mia idea che diventa materia. La guardavo e tutto. Poi ovviamente è subentrata immediatamente l'ansia dicendo oddio, piacerà, non piacerà, Certo. calzerà bene, farà male, sarà confortevole. Piano piano. Una cosa particolarissima che prima mi raccontavi e che credo vi renda ancora più unici, Sì. visto che voi fate dell'unicità un vostro sigillo di garanzia in qualche modo, è che voi non avete un negozio fisico, ma andate proprio dal cliente a coccolarlo e straviziarlo, ecco. Allo stesso tempo però lavorare in Italia in un settore come quello della calzatura e della lavorazione dei pellami è particolarmente difficile, tant'è che di recente hai anche affermato che il mondo della calzatura è open a 360 gradi e all'ennesima potenza Milano, perché ad ogni angolo della strada trovi dei negozi di calzature. Quindi com'è possibile emergere in questo panorama in cui l'offerta è immensa? Come dicevamo prima, prendendo delle leve emotive. Noi non vogliamo un punto fisso perché preferiamo investire dei budget per far sentire il nostro amico, il nostro cliente a casa, comodo, senza avere delle persone intorno che ti possono curiosare o possono anche storcere il naso e quindi influenzarti in maniera magari un po' meno positiva, ma bensì di farli sentire a proprio agio e poi di poter mostrare tutti i vestiti che hanno appena certo. comprato e cercare la nuance giusta da abbinare. Quindi un po' uno psicologo. No, psicologo no, io sono un puntino, sono una persona veramente micro. Però insomma accontentare le richieste di un cliente super esigente, chiaramente soprattutto delle donne, gli tira sull'umore in una maniera incredibile, credo. Ma questo sicuramente, però ripeto, io sono un puntino piccolino, non mi posso paragonare a nessun altro di questi brand. Tu da bambino avresti mai pensato di diventare un designer di calzatura? No. Cosa volevi fare da bambino? Esatto, attenzione, io non sono un designer perché io produco e basta. Il designer è un parolone, lasciamolo a quelli che hanno studiato queste cose. Io ci provo, chiamiamola così. Io da piccolino ho studiato per tutt'altro, io volevo e ho fatto la scuola alberghiera, quindi ristorazione di lusso, ma comunque sempre al servizio del cliente, ad accontentare le richieste del cliente. In questo ti senti particolarmente, certo, mi piace, particolarmente forte. Perché posso dirti, non c'è più bella ricompensa che vedere nei confronti di una persona il sorriso e lo sguardo di ammirazione. Sarò edonista? Non lo metto in dubbio. Sarò narcisista? Sì. Però mi appaga molto vedere una persona di un certo spessore, di un certo livello che mi guarda estasiato e mi dice che belle, grazie. Edonista e italiano, tra i vari aggettivi che tu hai usato per definirti, italiano. Sì, che cos'è tutta la per vita. te l'italianità? Quando ti senti italiano, com'è che ti senti? Ma mi sento sicuramente fantasioso. Si trova sempre la soluzione in maniera anche bizzarra, però cerchiamo sempre di accontentare tutti. Noi italiani abbiamo una marcia in più. Brutto da dire? Sì, però è quello che mi No, sento. non è affatto brutto, è così. Siamo persone con una marcia in più perché la storia ci insegna. precede, ecco. La storia parla per noi. I sogni sono desideri o viceversa? I sogni sono obiettivi. Se ti applichi puoi arrivare più o meno da tutte le parti. L'importante è essere determinato, credere in quello che fai e farlo soprattutto con amore. Ecco, partendo dall'amore per la tua Milano,
a cosa non rinunceresti mai della tua Milano? Di Milano alla frenesia, perché può stufare, ma lontano 3 giorni manca, forse per i ritmi serrati che si ha, ma offre tutto. Vediamo un po', invece un piatto Madeleine Sì. della tua infanzia, che proprio ti ricorda quel profumo di domeniche, di quando eri bambino, e un piatto della tradizione italiana a cui oggi non sapresti rinunciare. Allora, un piatto che mi ricorda la mia infanzia, beh, una lasagna o la cotoletta alla milanese. Ecco, che la giusto per giocare. classica. Ma non c'è un piatto più buono, un piatto meno buono. Cioè, cucina italiana, È buona tutta. punto. Punto. Non ce n'è. Io vorrei farti un'ultima domanda prima di salutarti. Di. Se oggi dovessi dare un consiglio ai giovani che vogliono fare impresa in Italia, cosa ti sentiresti di dire? È difficile questa cosa perché oggi in Italia non è semplicissimo fare impresa, soprattutto consiglierei loro di aprire le loro mentalità, quindi viaggiare tantissimo, andate a Londra, andate a Parigi, andate a Barcellona, girate tanto affinché la vostra mentalità, i vostri modi di vedere lo stesso problema possono cambiare e poi decidete. Ultimissimissima domanda con cui chiudiamo tutte le nostre interviste. Sì. Valerio, prova a chiudere gli occhi e ad immaginare un posto in cui vorresti essere in questo momento. Ma fortunatamente non ho questo grandissimo desiderio, come ti ho detto prima non è dove, ma è con chi. Quindi con chi a Milano, immagino. No, ovunque, ecco. Grazie a Valerio Viganò, grazie un a voi. saluto agli amici di Italian Traditions e alla prossima. Ciao.